Amici bellini, buonasera. In ritardo, insomma in ritardo, in serale vi arriva questo video che è figlio delle riflessioni fatte sulla questione Foloruscio. Insomma è evidente che qualcosa sta bollendo in pentola, visto che il ragazzo ha tolto pure le foto. Una cosa che si fa, vorrei chiarirvi, se è possibile, se è chiaro pure a me, la situazione del Napoli, della rosa del Napoli. Cominciamo. Veramente, perché delle volte è meglio farsi delle domande piuttosto che dare delle risposte che poi non poggiano su nulla. Benvenuto Angelo Abate e tutti i nuovi iscritti, siete veramente in tanti e io sono orgogliosissimo, penso che i video di recap sono importanti, vi piacciono, voi lasciate il like, lo potete lasciare anche su questo, sperando di potervi risolvere qualche dubbietto. Io ragiono ad alta voce, io non mi preparo niente, mi preparo semplicemente la lista con una serie di cose, perché così non parliamo a vanvera. Però dobbiamo ragionare, perché se la notizia, quella là che era Criscitiello, se non sbaglio, che aveva detto Foloruscio in uscita, già teneva l'accordo l'Atalanta, io immediatamente dico ma quella ha appena rinnovato, e mi fa fare brutta figura, perché effettivamente se poi il ragazzo dimostra, perché c'erano le foto, sta girando, facciamo cronaca, sta girando questa cosa, Foloruscio ha tolto tutte le foto che riguardano il Napoli, non c'è scritto solo atleta sul suo Instagram e così. Io poi non è che guardo l'account Instagram di Foloruscio tutti i giorni, però c'è chi aveva preso le prove, l'aveva raccolte delle immagini che si vedono, insomma, scritta Coca-Cola, quindi immagini di questo ritiro e sono state tolte. Ora, varie riflessioni si possono fare nei commenti: perché togli le cose, ti sei offeso? Ricordate quando lo fece Osimhen, tutta Napoli in escandescenza, ma come ti permetti? Lo ha fatto anche Foloruscio. Questo, unito alle voci di mercato e al cartellino, proprio il prezzo di cartellino che tiene addosso Foloruscio, fa pensare che evidentemente qualcosa è successo, perché non si trattava di un rinnovo che tu dici quello è in scadenza, io faccio il rinnovo così lo vendo, d'accordo con tutti, con tutte le parti, così non lo perdo a poco. Un po' il discorso che si è fatto con Osimhen, che poi andava in rinnovo l'anno prossimo. Invece no, perché Foloruscio aveva il contratto fino al 2027 ed è stato allungato fino al 2029. Questo ci somiglia un po' a quei contratti allungati sempre con lo stesso procuratore di Lorenzo, di Mario Rui, che sembravano un po', ma non c'era bisogno di questi contratti, cosa c'è dietro? Si chiede il tifoso napoletano, perché fai questi rinnovi così? E sappiamo anche che il rinnovo non significa nulla, cioè non significa che tu hai rinnovato per rimanere. A volte rimani ma poi vai in escandescenza. Vedi il caso di Lorenzo, che non si sentiva più protetto, si sentiva messo alla porta e tutta una serie di cose. Evidentemente anche Foloruscio si è sentito messo alla porta, ovvero, vi ricordate quando è arrivato Conte? Non cercatelo su Twitter, veramente vi ammazzate dalle risate se cercate Foloruscio con Conte, puntini, trovatela qualunque, diventa Gullit, diventa capocannoniere del Napoli. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, esplode definitivamente l'allenatore perfetto per Foloruscio, perfetto per Conte, tutta una serie di ipotesi campate sul nulla, che poi insomma un pochino ce l'eravamo chiesto, no? Ma Foloruscio non ha dato il meglio di sé quando è passato dal centrocampo alla tre quarti, e allora se il Napoli gioca con 2 trequartisti, ricordate gli schemetti, ve li faccio rivedere perché sennò non ne usciamo più, proprio per chiarire, al di là della questione liste che bene o male si è risolta, perché si è capito, no? Se c'hai i posti occupati, Mario Rui si lascia andare, che sei copertissimo là sulla fascia, e quindi abbiamo capito che il Napoli 17, poi uno va e uno entra, e dobbiamo capire perché. Ecco perché io Foloruscio lo mettevo a galla tra il centrocampo e la tre quarti, però sulla tre quarti tu sei pieno, a meno che non intendi Raspadore
prima punta, a quel punto puoi spostare uno di questi qua, un Gonge lo puoi mettere vice Kvara con Raspadori prima punta e si libera il posto per chi? Inizialmente io ho detto Foloruscio, ma se stiamo chiudendo Neres vi renderete conto che qua ci va Neres, e se esce pure Foloruscio stiamo capendo un'altra cosa, e la situazione di Ngong è una delle situazioni più particolari, perché se è vero come è vero che Conte ha detto no, va benissimo tutto, poi li ha guardati dal vivo, da vicino, e ha detto beh, livello medio qualcuno potrebbe non convincere, e quindi si fa di tutto per sistemarli. Adesso si sta parlando di Ngong probabilmente in prestito. Perché? Perché l'hai appena comprato, non hai avuto il tempo manco di ammortizzare il costo iniziale del cartellino, vai sicuramente in difficoltà. Date De Laurentiis che disse l'ho voluto proprio io, lo sono andato a prendere io, quella è la scelta mia, tutti gli altri Aurelio l'ho preso io. Ngong perché? Perché Ngong stava facendo bene a gennaio l'anno scorso. Adesso pare che non convince neanche lui, e si spiegherebbe poi l'arrivo di Neres. Signori, la situazione è abbastanza lineare, e se esce Foloruscio si capisce un'altra cosa, tenendo presente che per Meret possono fare tutte le chiacchiere che si vuole, offerte per Meret non se ne sentono, ma proprio reali, interessamenti reali. Si è parlato di Fiorentina, ma la Fiorentina è De Gea, vediamo, ma non se ne sente. L'ultima offerta che ricordiamo per Meret era dello Spezia, quindi non ce n'è. La situazione in difesa è questa qua. Piaccia o meno Juan Jesus, piaccia o meno Olivera Braccetto, questa è un'altra cosa che Conte mo lo sta vedendo, quindi aspettiamoci qualche possibile novità. Zerbin Spinazzola, Lobotka Anghissà, in questo momento possiamo immaginare via Caiuste che sta qua, scambio di documenti, quindi veramente lo possiamo lasciare andare. E al posto di Caiuste Gilmour dal Brighton, scozzese, veramente un vice Lobotka anche come caratteristiche, e lo pensi qua. E poi al posto di Anghissà va al posto di Foloruscio Brescianini, che ha un po' quelle caratteristiche lì, perché è un box to box, perché è uno che ha una discreta fisicità, il tiro in porta, può fare qualche colpo di testa e va là. Io vedrei meglio un Mezzala, che poi si può anche inserire, però anche a livello numerico li devi immaginare qua tutti e due. Quindi ciao Foloruscio. Situazione che dirà Simeone, sempre con Osimhen che sta ancora qua, e dove sta l'offerta per Osimhen? Quindi Osimhen Lukaku automatico. Che dirà Simeone? Uno dei due o tutti e due. Gaetano, se si risolve, perché quello è sempre visto, procuratore, che non si capisce, dice no, se non ballava per forza là, altrimenti resta qua. Ecco perché certi rinnovi non sono chiari, e non me li spiego, e probabilmente certi rinnovi sono ritorni di situazioni appese. Se non mi rinnovi a questo, poi un bonus piccolino e poi altrimenti lo porto via, o faccio altre polemiche, vedi il capitano. Ora no, vabbè. Gaetano in uscita non sposta niente, Mario Rui lo abbiamo depennato perché si deve trovare la squadra. Questa è la situazione. Di conseguenza deve entrare Neres. Benissimo, due possibilità per fare entrare Neres. Ti vendi Simeone, che dirà Neres entra qui e Raspadori è il vice Lukaku, prima possibilità. Oppure mandi in prestito Ngong, Neres va qua, Raspadori resta in zona Kvara, e ti può rimanere uno tra Khedira e Simeone. Questa è la situazione, ragazzi. Poi si possono aggiungere altre cose se ci sarà tempo di fare un esterno, insomma il quinto, il tutta fascia di pochino più di qualità, sempre che uno va via ed uno entra, perché l'altro che sta in bilico è Nathan. Quindi se va via Nathan, ecco che tu puoi mettere mano ad un altro difensore o esterno. Se è un difensore lo metti qua, se è un esterno lo metti in questa zona qua, e quindi puoi spostare Di Lorenzo indietro e tutto scala. Io spero di avervi aiutato un pochino a capire la situazione a livello proprio pratico, perché il per come il Napoli faccia dei rinnovi e poi ritenga giusto comunque vendere al migliore offerta, che se tu aggiungi dei giocatori, ok, si fanno anche competizione tra loro, ma tu non puoi avere una rosa infinita.
Quindi sarebbe bene sfoltire quelli là meno forti, tenerti più forti ed alzare il livello. Folorush era uno sul quale ci si puntava e dice, comunque ha fatto un buon campionato l'anno scorso, poteva confermarsi. È l'unico forse che nella mediana aveva un po' di gol nelle gambe, ma evidentemente sono gli altri che non hanno grandi situazioni, non hanno grandi offerte sul mercato. Se Foloruscio c'ha mercato, anche Foloruscio è cedibile, come tutti, come il Napoli ha sempre detto, tutti cedibili. Poi qualcuno si offende, qualcuno se ne vuole andare, qualcuno toglie le foto da Instagram, questo ci cambia poco. Il conquibus è avere una squadra che possa affrontare questo campionato alla grande, alla meglio e farci capire qualcosa, perché in questo momento io sono, magari il Napoli no, magari il Napoli ha tutto chiaro e tra un paio di giorni tutto si risolve, le pedine si scambiano e tutto sarà chiarissimo. Io sono onestamente un pochino confuso su quello che si vuole fare in difesa, sui ruoli Olivera Di Lorenzo, o lo state veramente lasciando appeso a seconda delle partite. Sono talmente bravi sti ragazzi che li puoi mettere dappertutto e non cambia nulla. Col portiere stai tranquillo, col centrocampo così stai tranquillo e con l'attacco stai tranquillo. Boh! Vi lascio il possibilismo, perché in questo momento io vi posso solamente chiarire la situazione delle liste e dei numeri così. Le intenzioni del Napoli le sapremo solo e se si faranno, per esempio, chissà se ci sarà una bella conferenza stampa prima della Coppa Italia. Già sento la voce di Lombardo che dice non si fanno domande sul mercato, solo le domande sulla Coppa Italia, ma automaticamente capiremo qualcosa in più da come Conte metterà la squadra in campo. Se mette di nuovo Raspadori prima punta, e vuol dire che Simeone dirà proprio non convinco. Tra l'altro Simeone qualche problemuccio, qualche affaticamento muscolare ci aggiunge solo dubbi, e l'idea che tra poco vince il campionato e hai Osimhen e non lo puoi usare è una cosa inspiegabile, veramente inspiegabile, e vediamo come si risolve questa cosa qua, perché sta ancora tutto appeso nella giornata in cui insomma si fa sempre più insistente la voce di Koopmeiners alla Juventus e uno strascico di polemiche, perché Gasperini si è sfogato e ha detto Koopmeiners addirittura non si vuole allenare, vuole solo la Juventus, così. Questo ricattuccio noi lo conosciamo bene, per fortuna è rientrato per quello che riguarda la questione di Di Lorenzo, perché poteva succedere una situazione simile col capitano, ancora peggio. Però capita a tutte le squadre che hanno un minimo di peso. Io lo so che è contro i regolamenti, ne abbiamo parlato, proprio quando la questione di Lorenzo, le squadre non possono contattare i giocatori senza contratto e convincerli già ad andare prima di aver contattato la squadra che detiene il cartellino, ma sappiamo che fanno tutti così, e credo che anche il Napoli non sia esente da queste cose qua, perché poi quante volte abbiamo letto Lukaku è d'accordissimo, tutto fatto con il Napoli, bisogna convincere adesso il Chelsea a venire all'accordo economico. Spesso si fa così, si va al contrario, e tu altrimenti un giocatore non lo tratti proprio se non sai di avere l'accordo economico con lui e non ti siedi proprio con la squadra. Le regole, se ci sono le regole, o le facciamo rispettare a tutti, oppure la togliamo da mezzo questa cosa, perché tanto ognuno fa quello che vuole se se lo può permettere. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Io vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo i like finali, se un minimo vi ho aiutato a capire più o meno la situazione, almeno del centrocampo del Napoli, e non vedo l'ora che la palla ritorni a rotolare, perché tutti questo dai e vai, tira e molla non aiuta, mi sfiancano, sono sfianco.